Legge di assestamento 2024 abbiamo messo in campo risorse importanti per la sicurezza, in particolare rivolta alle Camere di Commercio, cioè abbiamo delegato le Camere di Commercio della Regione per pubblicare dei bandi con risorse regionali. Un bando da 2 milioni e uno da 1 milione di euro per incrementare la sicurezza delle piccole imprese e pubblici esercizi. Di stanzia la Regione Friuli Venezia Giulia e gestirà il tutto il percorso la Camera di Commercio Pordenone Udine per fornire alle imprese i contributi da un lato per coprire le spese, anche già sostenute, relative all'impiego di addetti ai servizi di controllo, i cosiddetti steward, dall'altro per l'acquisto di dispositivi di videosorveglianza a tutela dell'unità produttiva. I bandi sono stati presentati in conferenza stampa alla presenza dei direttori delle categorie economiche, dall'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti e dal presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine Giovanni D'Apozzo, affiancati dal questore Domenico Farinacci e dal prefetto Domenico Lione. Un primo bando è già partito, un altro bando, la presentazione delle domande, quello in particolare sulle guardie giurate, parte dal 26 di maggio, quindi siamo tempi strettissimi, ci arriviamo a brevissimo e lo scopo della conferenza di stampa di oggi è proprio raccontare agli operatori economici che ci sono queste possibilità garantite in Regione Friuli Venezia Giulia. Un aggiornamento